Le più importanti feste religiose si svolgono in Sardegna in santuari situati in aperta campagna. Nella Barbagia, che è la zona montuosa centrale dell'isola, tali feste continuano ad esprimere quel carattere di evento straordinario che altrove è già venuto meno. Si tratta di un carattere che fa assurgere la festa ad avvenimento più importante dell'anno. Hanno luogo, sempre nella Barbagia, altre feste campestri che non sono più semplici manifestazioni locali, ma interessano diversi paesi di una stessa zona. Il santuario di San Cosimo, presso Mamoiada, rappresenta appunto un luogo di incontro delle popolazioni circostanti. Per un occhio esercitato è facile constatare, dalle diverse fogge del costume, come a questa festa convengano gli abitanti di quasi tutti i centri della Barbagia. Si tratta di una festa autunnale, che coincide con la data di rinnovo dei contratti di affitto dei pascoli, per cui essa viene naturalmente ad assumere anche un importante significato economico. Si attende di solito quest'occasione annuale per provvedere all'acquisto di tutti i prodotti necessari alla vita domestica. Anche qui è giunto il progresso con i suoi prodotti industriali di serie, a sostituire quelli che un tempo forniva il tradizionale artigianato locale. Per tutti questi acquisti si rende necessaria la moneta, ed anche questo aspetto sottolinea la particolarità dell'avvenimento, dato che i normali rapporti economici in questa zona rimangono ancora prevalentemente allo stadio del baratto in natura. Si può qui assistere, come del resto in qualsiasi festa popolare, all'esplodere di una esuberanza che col crescere dell'affollamento giunge al suo massimo grado. Nel complesso, la fisionomia di queste feste può anche stupire, constatandosi in esse tutta una confluenza di aspetti che con la religione sembrano non avere niente a che fare. Non a caso è stato da molti sottolineato il carattere paganeggiante delle feste sarde, ma chi badasse a scorgervi solo tali contraddizioni rischia di fraintendere il loro significato. Nei pressi del paese di Sorgono, ai limiti della Barbagia, si svolge in primavera la festa di San Mauro. La manifestazione assume qui una evidente fisionomia di fiera mercato. La fiera ha inizio qualche giorno prima della festa religiosa. 2 giorni prima, il 23 ottobre, si svolge la processione di San Mauro.
E ciò sta ad indicare che anche in questa zona l'evoluzione della struttura economica ha già mutato l'aspetto tradizionale, determinando una distinzione fra l'avvenimento economico e quello religioso. Alle pendici del Monte Albo, nel santuario di San Francesco presso Lula, si ritrova invece l'esempio di una festa che si svolge ancora secondo forme arcaiche. Qui l'avvenimento religioso continua ad essere un'importante ed essenziale occasione di contatti umani fra diverse comunità. Le feste religiose in Sardegna, laddove resistono nella loro tipica fisionomia, rivelano un aspetto che altrove è andato perduto da lungo tempo. È l'aspetto che bisogna far risalire ad un periodo storico in cui la molteplicità degli interessi umani finiva per confluire naturalmente nella religione. Questo poteva accadere quando la vita della collettività possedeva per i suoi membri un valore preminente. Il principio religioso finiva quindi per imporsi, e in queste zone continua ad imporsi ancora oggi, come il motivo fondamentale, da cui il gruppo trae la coesione spirituale e la sua forza unitaria.